18 imprenditori, tra cui un padovano, indagati in tutta Italia. 17 aerei Cessna sequestrati in aeroporti civili, uno di questi all'Allegri di Padova. Era un meccanismo ben oliato usato da imprenditori per evadere il pagamento dei diritti doganali, quello portato alla luce dalla Guardia di Finanza di Asti, con il supporto della sezione aerea delle Fiamme Gialle di Genova. I velivoli arrivavano su suolo nazionale e grazie all'interposizione di un trust di diritto statunitense utilizzati nello spazio aereo italiano per più di 6 mesi, periodo previsto per usare il regime di temporanea importazione. I militari hanno dimostrato, grazie alle loro indagini, che questi aerei venivano usati regolarmente dagli imprenditori coinvolti per fini personali o commerciali, comprese alcune riprese per fiction e produzioni televisive. Così facendo sarebbero stati sottratti al fisco oltre 2 milioni di euro. I 18 indagati devono rispondere dell'accusa di contrabbando. I velivoli, che nel complesso hanno un valore di 10 milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro preventivo.